Il cinema ha più volte dimostrato di essere un prezioso alleato per la promozione di un territorio e la stessa città murata di Cittadella ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Ma ci racconti con quale iniziativa di successo? Cittadella è stata più di una volta protagonista di una pellicola. Il primo film girato a Cittadella fu negli anni 2000 con Mario Monicelli, che girò Come quando fuori piove. Protagonisti Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi. Nel 2018 venne girato un docufilm proprio su Violante Bentivoglio Malatesta dal regista Rocco Cosentino. Le scene sono state girate all'interno di Palazzo Pretorio e di Cittadella nel centro storico. Solo l'anno scorso invece l'ultimo film che è stato girato qui a Cittadella è stato presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia ed è il film Destini di Luminelli. Il regista Luciano Luminelli girò questo film con grande interesse anche per l'aspetto turistico del Veneto. Il film Destini infatti è stato girato a Cittadella, a Treviso, a Padova e in altri centri minori del Veneto. Cittadella inoltre è stata filmata dall'alto a volo d'uccello per più di una volta per far sottolineare la sua valenza turistica e culturale nel Veneto.